Come si fa o crescere po' casatielli? Il lievito sarebbe la pasta lievitata per il casatiello napoletano. O crescere, guardate qua, che spettacolo! Facciamo un impasto, partiamo da 20 grammi a finire a circa 250 grammi di impasto totale. Lievitazione in 3 giorni ed è pronto. Vai con l'impasto. Quindi facciamo il tutto a mano perché è una lavorazione facile. Si può fare anche in planetaria, ma si ha in difficoltà perché è una piccola quantità. Se fate dosi almeno il doppio di questa va bene anche in planetaria o con uno sbattitore. Quindi mettiamo il lievito nell'acqua. La prima cosa, sciogliamo il lievito nell'acqua a temperatura ambiente, va bene anche il lievito secco, 2 grammi in questa ricetta. Quindi sciogliamo ben bene e inseriamo all'interno della farina 0 per pane. Oppure potete fare un mix di Manitoba e 00, in tutto dovranno essere più o meno 12 proteine, 12 grammi di proteine, non esageratamente forte. Io l'ho fatto stesso con un utensile questo di plastica, quindi copriamo in questo modo. Facciamo puntare questo piccolo impasto alla temperatura ambiente in casa, poi lo mettiamo dopo un'ora in frigorifero. Vediamo come si presenta l'impasto dopo 24 ore in frigorifero. Quindi vediamo che dopo 24 ore in frigorifero abbiamo fatto puntare prima un'oretta fuori e poi ecco come si presenta l'impasto. Vediamo che l'impasto è abbastanza colassato ed è anche lievitato, giustamente. Quindi passiamo al raddoppio dell'impasto, quindi farina e acqua. Quindi mettiamo di nuovo la stessa quantità di farina ma la metà di acqua. Vedete, 10 ml, la volta precedente era 20 ml. Invece la stessa quantità di farina, sempre 0 per pane, o un mix di farina Manitoba e 00. Quindi l'impasto risulterà più asciutto del primo. Vado a lavorare con la mano perché adesso è un po' in più, l'impasto è anche più solido, quindi vado a lavorare sul tavolo fin quando lo raffino in questo modo. Non si deve fare una lavorazione esagerata, fin quando non si avrà un panetto bello solido come questo. Quindi metto farina in un recipiente, vado a fare la croce all'esterno, vado ad aprire un po' e metto in questo modo un po' di farina e copro con pellicola. Adesso lo facciamo lievitare per un'ora sempre a temperatura ambiente, poi lo mettiamo sempre per 24 ore in frigorifero. Quindi il secondo giorno, dopo 48 ore, ecco come si presenta, ben lievitato, già ha una sua struttura, bello profumato. Quindi vado a tagliare a pezzetti, tipo come si fa con il lievito madre, metto in un recipiente con l'acqua, in questo modo, e vado a schiacciare un po' per 2 minuti, in questo modo, e poi inserisco tutta la farina, che in questo caso è il doppio dell'impasto precedente, quindi 100 grammi. Vado a lavorare, si può fare anche con planetaria quest'ultima fase perché l'impasto è un po' in più, ma io l'ho fatto tranquillamente a mano fin quando non si ha un impasto liscio in questo modo. Dopo circa 10 minuti vado ad arrotolare un panetto ben solido e liscio, vado a stendere proprio come per dare forza come lievito madre, in questo modo, e vado ad arrotolare per avere un panetto ben solido in questo modo. Quindi vado a tagliare a croce e vado ad arrotolare la parte di sotto in modo tale da far uscire fuori, diciamo, tutta la forma, questa classica di un lievito. Metto in un recipiente che sarà circa la metà e vado a coprire con pellicola. Quindi l'ultimo passaggio è pronto, adesso lo facciamo puntare sempre un'ora o di più, se dipende comunque dalla temperatura che abbiamo in casa, anche 2 ore, il tempo che deve puntare, e lo mettiamo in frigorifero sempre per 24 ore. Quindi dopo che è puntato un poco il giorno precedente lo vado a mettere in frigorifero e il terzo giorno, guardate che spettacolo, è il giorno che vado a fare anche l'impasto del casatiello sia dolce che salato, che spettacolo. Ecco, dopo 3 giorni è pronto il criscito napolitano di casatiello. Il criscito sarebbe il lievito, la pasta lievitata che fa lievitare il casatiello, o anche altri prodotti a lievito di birra. Vi do una chicca. Se prendete un pezzettino di impasto e lo togliete da parte, tipo 20 grammi, lo potete rinfrescare proprio e lo portate in gestione proprio come un lievito madre. Quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Guardate che spettacolo, il nostro criscito napoletano per casatielli. Ciao!